La festa della scuola di pallavolo Carasco è stata l'occasione per presentare la carta etica. In un clima prenatalizio, il richiamo ai valori che si possono esprimere anche attraverso l'attività atletica. Una carta molto semplice, tanti mi dicono che cos'è, che non è praticamente è un regolamento, diciamo, interno di comportamento con che riguarda i tre settori, no? Lo staff, gli atleti e i genitori. La società punta ad ottenere con i suoi atleti 3 obiettivi principali: incontrare amici, giocare a pallavolo, aiutare gli altri. In quest'ottica quest'anno viene proposto un gesto di carità per l'Etiopia. Raccoglieremo i fondi, che poi non sono neanche tantissimi, per comprare una mucca /2. Vuol dire che questa, diciamo, animale rimarrà nostro e daremo i benefici in comodato d'uso a una famiglia o comunque a chi avrà necessità. Questo è un aiuto immediato. Ad arricchire la festa la presenza di Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI a livello nazionale. Il suo intervento, dal titolo Leali nello sport, ha sviluppato 2 aspetti: la lealtà di gioco e il saper spiccare il volo in palestra e nella vita. Per imparare a volare nella vita, per essere davvero capace di fare grandi cose, come invitava Papa Francesco, soprattutto noi del mondo del CSI, quando ci ha ricevuto in udienza, ha detto di non accontentarsi di un pareggio mediocre, ma di cercare la vittoria. Ecco, così deve essere per la vita. In conclusione, siamo vicini al Natale, che auguri si possono fare? E l'augurio più bello è che davvero quel mondo magico che sembra crearsi a Natale possa vedersi sempre. Lo sport è capace di intessere relazioni più di ogni altra agenzia e quindi questo è il primo augurio che mi sento di dire, che il Natale possa essere l'occasione per costruire una grande famiglia. E il secondo questo, un Signore che abita nei cieli, che si fa bambino e che viene ad abitare in questo mondo, lo fa per stare vicino ai più poveri, ai più deboli, che lo sport non diventi un'occasione per creare ulteriori scarti e avanzi, che ci siano tante persone nello sport che si occupano di quelli che possiamo definire con un linguaggio sportivo poco appropriato, ma per intenderci, che sappiano farsi vicino anche ai più brocchi.